Sindacati uniti chiedono il rinnovo del contratto nazionale. Confindustria Veneto Est. Serve responsabilità, riprendere subito il confronto. Mattinata di protesta ieri a Mestre. Centinaia di lavoratori del comparto metalmeccanico hanno sfilato in corteo dalla stazione ferroviaria a Piazzale Donatori di Sangue per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da oltre un anno. La manifestazione, indetta da FIOM, CGIL, FIM, CISL e UIL, ha visto la partecipazione di circa 1500 persone, mentre in parallelo molte fabbriche del territorio si sono fermate con adesioni altissime allo sciopero. Le segreterie dei sindacati denunciano l'immobilismo di Federmeccanica e Assital, accusate di non voler riaprire il tavolo di trattativa. Senza risposte, affermano Michele Valentini della FIOM CGIL, Diego Panisson della UILM e Matteo Masiero della FIM CISL, la mobilitazione continuerà. Adesione altissima nelle fabbriche, dalla Fincantieri di Marghera a Leonardo di Tessera, da Piaggio a Scorzè fino a Speedline, la partecipazione allo sciopero ha toccato picchi del 100%, coinvolgendo anche appalti e aziende terziste. In alcuni stabilimenti come Peg Perego e Imesa si è registrato il 90% di adesione. L'appello di Confindustria: serve responsabilità. Sul fronte opposto, Alessia Miotto, presidente del gruppo metalmeccanico di Confindustria Veneto Est, invita al dialogo. È necessario riprendere il confronto per affrontare una crisi complessa che coinvolge imprese e lavoratori. La proposta di Federmeccanica sottolinea mira a garantire competitività, tutela salariale e stabilità. I sindacati però insistono, l'offerta attuale copre solo l'inflazione, chiedono aumenti reali. 280 euro lordi in 3 anni, dichiarano, per riconoscere il valore di chi lavora. Le aziende hanno visto aumentare i profitti del 126% in 5 anni, mentre i salari non hanno tenuto il passo. L'obiettivo: un contratto giusto e dignitoso. Il mondo del lavoro metalmeccanico non si fermerà, concludono i sindacati, finché non arriveranno risposte concrete. Federmeccanica abbandoni l'immobilismo e torni al tavolo. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.